Va ora in onda Spazio Più. Buonasera a tutti dallo Spazio Più, professionisti e imprenditori uniti. Chi vi parla, vostro sparacazzate preferito, rigorosamente in diretta da via Carlo Bellerio 41 in Milano. Oggi a Milano hanno acceso il phon, c'è un vento abbastanza tiepido ma molto forte e un sole bello forte, bello, un bel sole, insomma. Era ora, dopo tutta questa pioggia stavamo iniziando a marcire, in particolare le mie corde vocali, ma invece mi sono ripreso alla grande per venire qua e molestarvi per quel poco di tempo che mi lascia Antonino Danna. Comunque Antonino, ti saluto per l'ennesima volta. I 200 euro sotto al bidet li ho messi e vorrei che ci presentassi, perché abbiamo anche noi la dignità di trasmissione, invece sembra che ce l'hai con noi, ti sembra la trasmissione dopo. Per il tuo dispiacere lo Spazio Più c'è, per il dispiacere tuo, dei nostri ascoltatori e della nostra mitica regista Natalia, senza il cui preziosissimo lavoro tutto questo non sarebbe possibile. E non c'è solo Natalia, ci sta anche il nuovo regista, l'aiutante Andrea. E basta, gli dà pure il codice Andrea, fiscale, basta. saranno cavoli suoi, come si chiama. Grazie Andrea, scusami, ma è nascosto da un parapetto. I quindi registi io vedo solo che la stanno spalla. qua lavorano tutti in clandestinità a Radio Libertà, Sì. ma c'hanno paura. Sì, ha preso una mano al cuore e l'altra al portafoglio, perché li paghiamo tutti in nero con i voucher per a nome di un altro. E andate sul sito radiolibertà.org, là c'è il pulsante dona e ci date una mano. Net mi dicono, scusate, Sì, perché sapete, quando uno è zozzuso e si lava poco, Net non lo usa, perché sennò si deve pure lavare. Dopo allora, questa abbondante presentazione, no, 0292947222 per il numero per la diretta, noi lo diamo sempre. Chiamateci, ci aiutate a informarvi e a informarci. 0292947222 e poi il WhatsApp per i più timidosi, il 340 670 9659, ripeto 340 670 9659. Lì, se ci sono pochi insulti, li leggiamo anche se sono basati su una trasmissione. È ovvio che se ci scrivete per la trasmissione di stamattina non possiamo rispondere e quindi andiamo avanti. Una cosa, visto che questa è la trasmissione consacrata al lavoro, di una repubblica fondata sul lavoro ma degli altri, perché questa è l'Italia, uno lavora e se guardano, e non dite che non è vero, vi sfido a chiamare lo 0292947222. Quindi questa repubblica fondata sul lavoro degli altri, ci sono 1400 operai che rischiano di perdere il lavoro, sono gli operai dell'Electrolux, e noi tra il capitale, la multinazionale e il popolo lavoratore stiamo dalla parte dei lavoratori. Quindi ovviamente tutta la solidarietà e ovviamente la voce, se possiamo darla, agli operai. Tanto c'è uno stabilimento che è quello più vicino a dove sono nato, che è Susegana, in provincia di Treviso, e insomma sono gli stabilimenti eredi del gruppo Zanussi, che era un gruppo di Pordenone che poi è stato assorbito dall'Electrolux, questa multinazionale svedese. E insomma si sono svegliati male la mattina, hanno deciso di licenziare tutta questa gente, anche grazie agli accordi idioti che l'Unione Europea ha fatto e che insomma permettono di importare senza dazi e violando qualsiasi regola del lavoro e della dignità umana da qualsiasi angolo del mondo. E poi ci sono i fenomeni: no, ma l'Europa è buona, ce lo chiede l'Europa. Questa è l'Europa. Andateglielo a spiegare a queste 1400 famiglie. E comunque noi dallo Spazio Più, da Radio Libertà, sono diversi decenni che appunto ci diamo da fare sempre per i lavoratori in difficoltà, perché noi i lavoratori li difendiamo attraverso l'etere, sul serio, non per finta. Infatti non per niente che io oggi ho voluto avere come ospite con noi il mitico combattente, perché è un combattente veramente mitico, Giancarlo Nardozzi del Goya Fenapi, che ha sede appunto a Torino ma sta in tutta Italia. Giancarlo Nardozzi, benvenuto fra noi. Ciao Mimmo, ciao. Ciao a tutti. Io e Giancarlo ci siamo visti ieri. A Giancarlo gli ho spiegato che lui mi chiedeva appunto se si poteva trasmettere in diretta la trasmissione. Gli ho spiegato che chi vuole ascoltare in diretta la nostra trasmissione basta che va sul sito di Radio Libertà. In pratica siamo talmente poveri che non ce lo possiamo permettere, e qui Mimmo non lo voleva dire, ma la verità è questa. E quindi trasmettiamo da questo studio foderato di amianto per risparmiare sul riscaldamento e proteggere le onde radio. Vabbè, comunque scherzi. Se buttano l'atomica sappiamo dove venire. Allora. Sì. Ti pigli un melioma per altre cose, però almeno alle radiazioni stai tranquillo che non te le prendi. Allora, io ho voluto a parte che Giancarlo l'ho incontrato ieri a Torino nella sede appunto del Goya, perché sono passato da Torino, avevo piacere di rincontrarlo e sono stato nella sua sede, l'ho trovato al lavoro per tutelare gli ambulanti torinesi, e Giancarlo appunto è una persona che non si perde d'animo,
combatte sempre, perché qua appunto è sempre necessario stare attenti e combattere. Infatti, per continuare nella difesa dei lavoratori ambulanti, che sono quelli a cui appunto Giancarlo ha dedicato gli ultimi 20 anni in pratica, il Goia ha stabilito che per domenica 14 giugno 2026 alle ore 15:30 ci sarà un'assemblea nazionale per gli ambulanti. Perciò tutti gli ambulanti italiani sono invitati a partecipare a questa assemblea che si terrà al B&B Hotel di Borgaro Torinese. Ripeto, dato che appunto per chi vuole difendere il proprio lavoro è necessario appunto qualche volta anche perdere un giorno di lavoro e presentarsi appunto a quelle che sono le assemblee o quelle che sono anche le manifestazioni. Io un invito che rivolgo espressamente: partecipate all'assemblea che il GOI organizzerà per domenica 14 giugno alle 15:30 a Borgaro Torinese. Non avete scuse, perché Borgaro, non Borgaro. Vabbè, Borgaro, che c'è sempre il mio Borgaro Torinese, il mio correttore automatico, no? E per andare all'aeroporto di Torino, così qualcuno se vede verso Caselle, là è Borgaro. Sì, apposta. In questa assemblea verrà discusso appunto quello, si ragionerà su che cosa è necessario fare per proteggere la categoria degli ambulanti, perché prima Federico, aprendo la trasmissione, ha parlato degli operai, degli impiegati all'Electrolux, 1700 rotti, insomma, che rimarranno senza lavoro. Gli ambulanti italiani una volta erano 180.000. Da quando hanno cominciato a massacrarci con la direttiva europea Bolkestein, siamo diventati 150.000 o forse anche di meno. Insomma, praticamente, cioè, qui per chi lavora non c'è più rispetto. Allora il rispetto o ce lo guadagniamo andandocelo a prendere sulle piazze, se no non ci calcola nessuno. Giancarlo, che ne pensi di questa presentazione che ho fatto io? Perfetta, Mimmo, perfetta. Perché diciamo che siamo circondati ormai dai comuni, da una certa politica, dalle associazioni di categoria. Quelle fasulle poi, perché sono associazioni di categoria che dicono di essere di categoria, ma invece pensano solo ai cavoli loro, insomma. Alla loro categoria, insomma. Sì, alle loro tasche. Guarda, ieri la Confesercenti si è ricordata degli ambulanti, no? Però come l'ha fatto? Chiedendo soldi, no? Che poi questi soldi non bastano mai, va a capire. Però chiedendo soldi per le tessere. Siamo un po' messi male, perché adesso si sta di nuovo confermando quello che avevamo previsto, no? Per quanto riguarda anche i rinnovi delle concessioni. C'è un paese come Varazze addirittura che sotto sotto ha dato in gestione privata quello che dicevamo già anni fa, sì. La fiera, annullando totalmente i decennali dei colleghi. Questa è una. Stanno andando avanti sulla famosa intesa perché hanno la sindrome dei punteggi, no? Continuano a spingere per questa intesa, la stessa intesa che verrà sicuramente annullata magari anche da loro stessi, perché l'hanno già fatto, con dei ricorsi all'INPS, ma c'è tutto un progetto sotto ormai evidente che assolutamente dobbiamo impedire. E tu appunto lo fai da diversi decenni, ormai sono quasi 2 decenni che tu ti dai da fare, tu e i tuoi compagni di lotta vi date da fare appunto per cercare di tutelare questa categoria di lavoratori che però poco fa per se stessi. Allora gli ambulanti prima capiscono che devono alzare le chiappe e devono appunto darsi da fare anche in prima persona, se no appunto periranno proprio miseramente. Beh, non è che sono più là che qua ormai. Regaliamo il lavoro di una vita, una cultura e una storia anche del nostro paese, no? Perché i mercati italiani fanno parte della storia dell'Italia, no? Del nostro paese, eppure stiamo regalando anche quella in mano a gente che fa finta di difenderci, invece pensa solo ai fatti propri.
Perciò, questa è la verità. Giancarlo, domenica 14 giugno, appunto, a Borgaro Torinese, su cosa batterai maggiormente? Perché su tutto, Mimmo, su tutto. Noi vogliamo una riforma, vogliamo dei rinnovi e vogliamo soprattutto non essere presi in giro, perché se io vado a Barcellona, come ho dimostrato a Barcellona e a Marsiglia, all'estero, a me i bandi mica me li fanno fare. Se loro vengono da noi, i bandi li possono fare. Qual è la diversità? Qual è il problema di sta gente? Cioè, non c'è la reciprocità, insomma, perciò praticamente l'Italia... a volte vale solo esclusivamente per i mercati italiani. Vale. Sì. Solo per gli ambulanti italiani, solo per le due associazioncine, la terza che gli regge il bastone. Cioè, però i fatti sono altri, e se noi di fronte ai fatti non alziamo la testa, allora vuol dire che alla fine hanno ragione loro, conoscendo gli elementi che siamo. Certo. Questo è un dato di fatto. Noi faremo un'assemblea dove ci guarderemo tutti, sperando che sia tra l'altro partecipata, dove ci guarderemo tutti quanti in faccia e decideremo cosa fare. Boh. Tu lo sai, io te l'ho già detto ieri, te lo ripeto qua, appunto, sono testimoni le ascoltatrici e gli ascoltatori di questa trasmissione. Qualsiasi cosa potrà essere utile per sostenere te e tutto il Goia nelle lotte, appunto, io sarò sempre a disposizione, io e Federico, lo sparacazzate. Come sempre, Mimmo, sei uno dei pochi che l'ha dimostrato. Gli altri... Giancarlo, sempre solo chiacchiere. Sai Giancarlo, mi sono ricordato, Giancarlo, ieri non mi veniva in mente, no? Durante il nostro incontro, ma Federico, che appunto ormai da 15 anni mi dà una mano in questa trasmissione, neanche in tutte le varie attività sindacali, è stato soprannominato sparacazzate dal mitico Maurizio Bertazzoli, che era praticamente il segretario, io posso aggiungere sciocco, del presidente innominabile, che quello appunto è innominabile. E Maurizio Bertazzoli appunto coniò questo termine per Federico, lo sparacazzate. Il problema è che noi, sparando le cazzate, abbiamo sempre detto la verità, perché noi questa cosa abbiamo cominciato a dirla attraverso questa radio 15 anni fa, appunto dicendo che l'interesse di alcune associazioni che si vantano di essere maggiormente rappresentative, praticamente era quello... Io la prima cosa che ci dovremmo levare di torno sarebbero proprio loro. Non è facile perché non so che calamità hanno, però per esempio io ieri guardavo la Confesercenti che diceva raccoglieremo 50.000 firme per il piccolo commercio, gli ambulanti. Io le raccoglierei per cacciarli via. Questi non devono più mettere mano sul nostro lavoro. Veramente non dovrebbero più mettere... No, ma noi avevamo rinnovato, eravamo a posto e tutto. In città come Milano, come Roma e tutto sono abusivi, eppure potevano rinnovare. Addirittura senti questi qua dell'ANVA, c'è un vocale dell'ANVA che l'ho anche pubblicato, che addirittura questo dice che è colpa nostra, cioè ti rendi conto? Noi abbiamo rinnovato e loro dicono che se non rinnoviamo è colpa nostra. Dicono Giancarlo, no? Dicono il falso, diciamo sapendo di mentire. Mettono le mani avanti per pararsi il culo, perché tanto il casino succederà, cioè per forza, perché se vanno avanti su questo il casino succede e loro ne sono responsabili, perché è ora che ti dicano le cose come sono, no? Il problema però non è solo dire le cose come sono, il problema appunto è porre rimedio alla situazione, perché se l'Italia è l'unica nazione in Europa... L'unica maniera per porre rimedio a questa situazione intanto è screditare questi sindacati, levarceli proprio dalle balle. Questo, 1. 2, scendere in piazza in massa, dobbiamo scendere tutti quanti in piazza. Allora, se riusciamo a scendere tutti quanti in piazza, allora subentrano altri fattori che può costringere la politica a toglierci, a smetterla di romperci le balle, scusami la parola. Certo. E poi comunque c'è bisogno di una riforma, c'è bisogno anche di un po' di investimenti verso la nostra categoria, che
chiedono, ma non danno mai niente. L'unica maniera è questa, cioè non c'è altro, non so più come dirlo, sono 15 anni e dico sempre le stesse cose, no? Sta diventando proprio ormai una routine. Mi sono abituato a sentirmi da solo. Sì, non ci stanchiamo comunque di ripetere le cose, assolutamente. perché noi... Ma poi guarda, io posso anche confermare una cosa: tutte le volte che ci siamo mossi, le cose le abbiamo ottenute, no? Il problema è questo, che le cose le avete ottenute voi a Torino, in alcuni posti del Piemonte, per esempio qua a Milano. Ma scusa, ma qual è la differenza, no? Tra Torino, Milano, te lo dico io, i sindacati. Questa è la differenza, non è la politica. Ma quando dei sindacati andavano nei comuni a dire aspettate le linee guida per rinnovare, quando noi avevamo già rinnovato da mesi, ma perché? Perché l'hanno fatto? Te lo dico io, perché loro volevano questa situazione, hai capito? Certo. Loro questa situazione la vogliono, ma non ci sono storie, hai capito? Cioè, più chiaro e tondo di così, non... Però appunto a Torino hanno trovato voi del Goia che vi siete messi di mezzo, li avete bloccati. Qua a Milano, per esempio, io... Questa è la differenza, i sindacati. A Milano eravamo riusciti anche noi a produrre il risultato del rinnovo delle proroghe delle concessioni fino al 2032, però sta di fatto che per merito di un PIR, posso dire io, mi denunci pure se vuole, è stato fatto un ricorso che appunto ha fatto bloccare in autotutela dal comune la concessione delle proroghe che erano già state emanate. Cioè gli ambulanti milanesi... Ma loro cosa dicono? Loro dicono se il ricorso c'era bloccato perché la cosa non era regolata, ma che cazzo te ne fregava a te di andare a fare il ricorso? Poi potevamo, ma senti, ma diciamocela tutta, io i ricorsi li ho visti, tutta gente vicino ai sindacati, e se non i sindacati stessi, che io non li voglio neanche nominare perché mi viene l'acidità di stomaco, no? Però il principale problema sono loro, è inutile star lì. La prima, se vogliamo levare questo male, i primi da screditare sono loro, da non dargli più, come si dice, credito procura in mano. e tessere. Questi parlano per noi senza averne diritto, ragazzi, ma dove siamo? Siamo in un paese democratico o c'è la dittatura qua? Cerchiamo di capirci. Di sicuro c'è la dittatura degli interessi. Gli ambulanti erano rispettati, giusto sì. Però non è... Giancarlo, stiamo attenti a quello che diciamo. No, pare brutto perché in effetti Giancarlo in questa Repubblica che è fondata sul lavoro degli altri o sulla carta fa impressione. Ma io faccio attenzione a quello che dico, ma dico la verità, dico. Fino a pochi anni fa gli ambulanti si facevano rispettare. Il commercio dell'ambulantato è sempre stato tenuto in considerazione, nonostante che abbiamo preso per anni merda, evasori, quello e quell'altro. Eravamo talmente evasori che il 90% della categoria non riesce neanche più a pagare l'INPS per poter andare avanti. Cioè, noi siamo conciati così, abbiamo carte di esercizio, abbiamo tutti i controlli del mondo. Tutto, se scarri di 1 metro, se non paghi il plateatico ti levano la licenza, se non hai il furgone a posto non puoi andare a lavorare, cioè tutto riguarda solo per gli ambulanti, solo per noi. Lo so, ma possiamo, e giocano sul fatto che magari ancora ci sono 4 leccaculo che dicono ma io pago tutto, e paga tutto che sei da solo. Io non difendo chi non paga, però i mercati sono vuoti e tutto è partito da lì, non è giusto, no? Non va bene. Allora guardiamo un attimo la tassa giornaliera. Noi a Torino abbiamo la tassa giornaliera che però sì, ci sei ancora, ti stiamo sentendo okay. Forte e chiaro. A Torino abbiamo la tassa giornaliera, no? Abbiamo. No, Giancarlo, però ora ti sentiamo molto male, non sappiamo che problema c'è, ma nel frattempo che aggiustiamo il tiro qua, facciamo compagnia noi qua da casa e
I problemi sono tanti. A me, registro una cosa, mi fa impressione che ci sono sindacati che non hanno un iscritto, che però nel mondo dei lavoratori dipendenti... Sì, no, che ti sentivamo male, volevamo tappare il buco per lasciare il silenzio. Aspetta un attimo. Ok, ora ti sentiamo. Sì, Adesso forte sì. e chiaro. Allora, per finire il concetto, no? Quando io combattevo per la tassa giornaliera, che poi fanno ridere che c'è un personaggio lì che ce ne diceva di tutti i colori, poi adesso si sta cercando di farla applicare per fare il figo, no? Però a prescindere da quello non mi interessa, perché quella è una tassa che noi abbiamo voluto per tutti gli ambulanti d'Italia. Adesso gli ambulanti pagano tutti. Però se tu parli con qualcuno, dice noi difendiamo quelli che non pagano, la differenza è noi non difendiamo quelli che non pagano, noi li facciamo pagare nel modo giusto, se lavorano pagano, se non lavorano giustamente non pagano, e quando lo suggeriamo per l'INPS, per il fisco, per cosa, continuano a riderci in faccia nonostante ci siano degli esempi che funzionano, hai capito? Cioè la tassa giornaliera, se tu vieni a Torino, forse è l'unica categoria d'Italia, quella torinese, che non ha debiti col comune. Cioè non è roba da poco, no? Certo. Eppure vedi, ed è una legge che si può fare tutta in Italia. L'altro giorno ne parlavamo anche col comune di Milano, e tu quando li guardi, ma è qua, perché? Perché ci vogliono indebitati. Perché se siamo indebitati abbiamo qualcosa da perdere e siamo deboli. Questa è la verità. Certo. Non c'è altro da... Certo, comunque appunto questa è la situazione che si può contrastare, si può appunto rimettere a posto solamente se c'è l'interesse diretto. Ci va una mobilitazione di massa, scusami Mimmo, ci va una mobilitazione di massa. Tutta Italia, non solo Torino, solo Milano, solo il Veneto, tutta Italia, ci va una mobilitazione di massa. Quello c'è da fare. Se non facciamo quello spariremo, sono sicuro che spariremo e vinceranno questi pseudo sindacati che pensano solo a loro stessi. Anche perché Giancarlo Nardozzi, presidente del Goya FENAPI, se non sbaglio, tu cominciasti una battaglia con quella che era la fiera del Carnevale di Ivrea, o sbaglio, giusto? Odiasti, dov'è che facevano il carnevale? Abbiamo fatto quello dove si tirano le arance addosso, a Ivrea, no? Noi cominciamo già all'epoca. Tu praticamente parlando adesso della fiera che è stata abolita lì in Liguria, hai dato notizia. Perché Ivrea fu uno dei primi comuni in Italia, se non il primo, a lanciare il bando per i mercati, no? Però attenzione, a differenza che Ivrea comunque lanciava il bando sul rinnovo, no? Tramite questa famosa intesa voluta dai fenomeni, te li ricordi, 12 più 12 più 12. Sì, FIVA, Confcommercio, no? E la Confesercenti. Ma se tu vai a vedere Varazze ha fatto un bando di 15 giorni sotto Natale senza dire niente a nessuno, e i colleghi quando sono andati per fare la domanda, la richiesta di partecipazione, gli hanno detto no, guarda che tu non ce l'hai più la licenza, hai capito? Quello che stava... se gliel'abbiamo data a Forte dei Marmi. Giancarlo, è quella che stava accadendo anche a Monza. A un consorzio vicino alle sorelline, dove dentro questo consorzio ci sono i vertici delle sorelline. Certo. Lo sai che capito? La stessa cosa stava succedendo al mercato di Monza. A Monza volevano partire già prima ancora loro, volevano proprio applicare la Bolkestein proprio come primi, e praticamente dicendo che la concessione l'avrebbe vinta sicuramente uno senza lavoro, un disoccupato, uno che appunto certo, anche un ex tossicodipendente, se faceva domanda gliela davano prima. Le mani nei capelli che non ho. Adesso poi la prossima settimana faremo un po' un'informazione a tappeto fatta bene, perché comunque è un disastro. Ma loro stessi quando li sento nelle chat, questa intesa è pericolosa, è precaria, speriamo che il Goya non faccia ricorso. Hai capito? Che noi sia stati l'unica associazione a non fare nessun tipo di ricorso contro i colleghi che rinnovavano, l'unica. Hai capito?
Questo è... vabbè. Giancarlo, io ti devo ringraziare per la tua partecipazione. Grazie a te, adesso Mimo, grazie sempre di tutto. Sappi che comunque appunto quando ci sarà necessità lo spazio più da Radio Libertà sarà sempre a disposizione. Prima di terminare la prima parte della trasmissione voglio ricordare domenica 14 giugno 2026 alle ore 15:30 presso B&B Hotel a Borgaro Torinese. Ed è necessario appunto esserci, perché bisogna... Assolutamente, ed è aperta a tutti gli ambulanti d'Italia senza necessità della tessera del Goya. E possono venire anche quelli che hanno le tessere di soldi, mi ha letto nella mente, Giancarlo, io stavo chiedendo, ma l'ingresso è libero? Libero assolutamente, come l'aria. Grazie. Libero e costruttivo, chi viene a rompere le balle verrà cacciato come al solito. Grazie Giancarlo Nardozzi, grazie. Ciao Mimmo. Ciao Giancarlo. Grazie, un abbraccione. Grazie. Ciao. Cari ascoltatrici e ascoltatori, restate con noi perché questa è la pausa pubblicitaria, ma poi dopo ricominciamo. Nei fine settimana riascolta i tuoi programmi preferiti. Domenica aspettati il meglio sui canali di Radio Libertà. Semplicemente la tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Rieccoci con lo spazio più professionisti imprenditori uniti con Federico Lo Sparacazzate, Mimo Magnetta. 0292947222 per chi vuole dire la sua in diretta. Per i più timidosi c'è il 34067099659, ripeto 34067099659, che è il canale WhatsApp di Radio Libertà. Ma Mimo ora ci leggerà un pensiero, una cosa carina che ha trovato sui social. E abbiamo con noi ancora Giancarlo Nardozzi del Goya FENAPI. Giancarlo, ti ho rivoluto qua con noi perché così ascolti anche tu quello che ha scritto il nostro vecchio amico che è Vittorio Baglioni da Roma. Ci sei Giancarlo? Giancarlo? Sì, ti sento, okay. L'ho postato anche sul mio profilo. Allora, si snatura il mercato. Ho visto su Instagram l'ennesimo intervento di un politico capitolino sul nuovo concetto di mercato rionale e ogni volta mi colpisce la stessa cosa. Quanti parlano di mercati senza aver mai vissuto davvero il commercio ambulante, perché il mercato non è un centro commerciale triste con le serrande abbassate alle 20, spento e vuoto, e non è un hub esperienziale, non è un villaggio gourmet per aperitivi radical chic con le focaccine bio a 14 euro. Il mercato è odore di pesce alle 7 del mattino, pesce fresco chiaramente. Ah, meno male. E la voce del fruttarolo che ti urla: signor, oggi le fragole sono zucchero. E la verdura fresca, la carne buona, il pane casereccio, i biscotti veri, non quelli che fa mia moglie certe volte. Questo è un piccolo inciso, vabbè. E fatica, sveglia all'alba, mani gelate d'inverno e sudore d'estate. E popolo.
E invece oggi politici e burocrati capitolini sembrano voler trasformare tutto in enormi agglomerati di cemento, costosissimi, pieni di servizio, che puoi trovare in altri 1000 posti della città. Dentro i mercati ci vogliono infilare banche, laboratori, toilette per cani, parrucchieri, barbieri, fisioterapisti, coworking, aperitiverie, massaggi orientali e magari pure il corso di come si dice? Mindfulness col centrifugato detox. Ma il problema è che così il mercato perde la sua anima, e quando perde la sua anima perde anche i clienti, perché la gente al mercato ci va per comprare prodotti buoni, genuini, freschi, come quelli che per esempio mia moglie ha comprato ieri a Porta Palazzo. Il mercato di Porta Palazzo a Torino è bellissimo e c'ha veramente dei prodotti eccezionali, no? Allora, non per fare il brunch urbano con il sottofondo jazz e il tavolino industrial style. E intanto, mentre si spendono milioni per riqualificazioni spesso inutili, si comprime sempre di più lo spazio di chi lavora davvero, i produttori. Ricordatevi che appresso ai mercati c'è tutto un indotto che è fatto di migliaia di persone, di centinaia di migliaia di persone, se non addirittura milioni, e si parla di pescivendoli, fruttaroli, macellai, panificatori e gli agricoltori, anche appunto i produttori, e quelli che hanno costruito la storia commerciale di Roma, quelli che tengono viva la tradizione dei mercati rionali, delle rotazioni e dei posteggi storici. Il commercio ambulante non ha bisogno di essere snaturato, ha bisogno di essere rispettato, perché un mercato che smette di essere mercato alla fine diventa soltanto un altro anonimo contenitore senza anima, come appunto sono tutti i centri commerciali della GDO, della grossa distribuzione. Giancarlo, mi sembrava doveroso leggerlo in tua presenza, perché è una bella... ma comunque Baglioni, Vittorio, è una persona, oltre che essere molto preparata, sa perfettamente parlare di mercato, sa di mercato come noi. Anche perché è stato ambulante anche lui, perché mo esatto, fa tutto il conto, però il mercato l'ha fatto anche lui, cioè noi i mercati li abbiamo fatti, li facciamo e li faremo sempre, perché penso, un po' come qua a Milano praticamente da quando il sindaco Sala ha bloccato l'erogazione delle concessioni, perché le ha bloccate in autotutela, praticamente i 7.500 ambulanti milanesi sono diventati di fatto abusivi. E apposta questi 7.500 ambulanti milanesi che sono abusivi ancora oggi, ogni giorno, svolgono il loro lavoro, e fino a quando appunto non ci sarà impedito fisicamente. Se lo permetteranno. Perciò appunto è per questo motivo che è necessario partecipare all'assemblea che il GOI appunto farà domenica 14 giugno, e soprattutto comunque è necessario che ogni singolo ambulante, donna, uomo che sia, si rimbocchi le maniche e capisca che se vuole tutelare il proprio lavoro deve darsi da fare. Bisogna ritornare padroni delle nostre idee, padroni delle nostre vite. Basta lasciarle in mano a faccendieri, a magliari e burocrati vari. Chiaro? Con questo Giancarlo ti ringrazio per questi minuti che ci hai ridonato ancora. Grazie a te Mimmo, grazie per l'aiuto che dai, divulghiamo e cerchiamo di difenderci. Va. Sì, perché sembra avere un déjà vu, però va bene. Perché a questo giro abbiamo più esperienza. Sì, perché come si dice, combattere è un destino e noi a noi non ci manca la forza. Grazie Giancarlo, grazie ascoltatrici. Ciao, Mimmo, un abbraccione. Ciao, grazie a tutti, buona giornata. Grazie a te Giancarlo. Mimmo, ma io ho una domanda: se gli operatori del commercio su aree pubbliche, come si chiamano, no? Gli ambulanti, sono tutti abusivi, perché non li multano a tutti? Cioè a Milano è la città è la capitale di due cose, della cocaina, anzi di tre cose, della cocaina, del cemento, del cemento, da quando purtroppo poi alcune inchieste hanno visto che più che il cemento va altra polvere. No, cioè il cemento che sorgevano insomma da cortili condominiali dei grattacieli di 50 piani e passa, qualcosa si è
si è mosso. Poi ora c'è anche l'Arena Santa Giulia, anche là una bella colata di cemento che sembra che non sia tanto regolare, ma sappiamo che la magistratura ha sempre un occhio di riguardo quando c'è il PD al governo. Vorrei essere smentito, lo spero. Se qualcuno ha qualcosa da dire, glielo facciamo dire. Sì, ok, sì, 029294 7222, perché qua a farsi portare a San Vittorio un attimo, anche se San Vittorio è un raggio in meno, perché ha preso fuoco, ma quella è un'altra storia. Ma allora perché non multano tutti? Abbiamo detto Milano è la capitale non glielo suggerire, perché Sara non vede l'ora. Ma tanto non ci ascolta nessuno, Mimmo, siamo rimasti 4 gatti. Natalia dice che ci ascolta solo lei in pratica, e Andrea per forza, ma in verità sta facendo il sudoku, cioè i libri sudoku al mare, è già arrivato a metà. Io ero convinto che fosse così, invece qualcuno che ascoltava le mie trasmissioni ci stava e ci sarà sempre, tant'è che questo ascoltatore è quello che mi ha prodotto una condanna appunto che mi è costata in tutto 5.300 euro. Sono stato condannato a 1.500 euro di multa per diffamazione a mezzo stampa, perché un tribunale monzese non mi ha voluto riconoscere la mia qualifica di sindacalista, perciò ha pensato che le parole che io ho proferito nei confronti dell'innominabile presidente a vita degli ambulanti milanesi, un'associazione maggiormente rappresentativa, questo tribunale di Monza appunto non mi ha riconosciuto la mia qualifica di sindacalista e mi ha condannato per diffamazione a mezzo stampa. Tribunale di Monza 3.000 euro di multa, poi invece la Corte d'Appello, il Tribunale d'Appello di Milano me l'ha ridotta a 1.500 euro. Comunque sta storia qua a me personalmente è costata ben 5.300 euro, e meno male che io sono escluse spese legali. tutto tutto ok. E meno male che appunto io posseggo solo quello che indosso, cioè la maglietta, le mutande, i pantaloni e le scarpe, perché c'era il mitico innominabile che pretendeva di prendermi 200.000 euro di spese di costituenza di parte civile per dare da mangiare a tutti i poveretti di Milano. Caro presidente nominabile, 200.000 euro non ti sarebbero bastati a dar da mangiare a tutti i poveretti di Milano, perché tu calcola che 7.500 ambulanti milanesi mangiano molto di più, perciò 200.000 euro non erano sufficienti. E poi a Milano il mangiare è caro, si va dal Cracco in su. Capito, Bauscia? E invece a Porta Palazzo ieri appunto io ho comprato della frutta e della verdura buonissima. Questo è un appunto che faccio. Qua a Milano il cappuccino con cornetto 7,50 €. Cioè, una cosa che uno non può vivere. Mi sono trasferito in Brianza apposta. Perché noi abbiamo parlato, hai fatto una quello Brucheri 5 euro all'incirca. Milano 7,50 €, non puoi cambiare. 7,50 € a Milano la paghi solo per entrare nell'area. Figurati cornetto. Nell'area B, se non hai la macchina nuova Mega Galattica non c'entri nemmeno, perché il sindaco di Milano, che i milanesi hanno voluto di nuovo rinominare per la seconda volta. Ma non era di sinistra sto sindaco? Sindaco Sale è stato anche il direttore generale di... Però posso dire una cosa, ci facciamo Albertini. Autocritica in casa. Oggi voglio far cacciare da quelli di sopra. Come ben sapete, questa è Radio Padania Libera. Abbiamo cambiato nome per tutta una serie di ragioni, per sopravvivere, mentre gli amici di BioBlu non ce l'hanno fatta. Li voglio salutare perché comunque c'è una redazione mega galattica, c'erano dei giornalisti professionisti che lavoravano. E c'era anche il nostro amico che ogni tanto faceva le interviste. C'è Marco Castelli, quando si spegne una voce che non è delle solite voci, poi era un canale insomma che viveva delle donazioni dei suoi ascoltatori, fa sempre male al cuore. Quindi io vorrei dare un abbraccio ai giornalisti, alle giornaliste, alla direttrice Virginia Camerieri di BioBlu, che hanno perso tutti il lavoro, sono tutti in mezzo alla strada ora. Fra un po' verranno raggiunti tutti quelli dell'Electrolux. No, ma anche noi, tra un po' penso che anche noi li raggiungeremo, perché ora siamo al governo. Se come sembra la scoppola è prossima, tra un annetto si va al voto, penso che anche noi andiamo in Viale Zara a chiedere l'elemosina. L'importante è non andare in Viale Zara a fare altro. Perché in Viale Zara si fanno su OnlyFans. Sì, ma ci ho messo tutte le nostre mutande sporche da una parte, le venderemo, faremo uno stock. Se non l'avevate capito, ora l'avete capito che cosa
si faceva una volta. Che ragazzi, ma poi vengono a rompere le maracas alla gente che lavora per bene, poi c'è gente che vende le mutande sporche a 250 euro sull'IFANS. Io non ho mai visto l'Agenzia delle Entrate mandare la cartella esattoriale perché uno non paga l'IVA sulle mutande sporche che hai venduto. Perché non hanno regolamentato un mestiere. No, come gli hanno dato il numero sempre... a Teco pure. Sì, dovrebbero. I professionisti della strada, sì, anche l'influencer, anche gli influencer dovrebbero, eppure non voglio dire parolacce, ma siamo sempre i soliti a pagare. Poi ragazzi, questi vivono a Dubai. Ragazzi, non scherzate, se appunto decidete di iscrivervi a un sindacato, sappiate che io, Mimo Magnetta, e segnatevi questo numero 339 11 700 21, so anni che dico, ma ormai che non si fa più fisicamente. È tutto virtuale, Mimmo. Sì. Viviamo in un mondo talmente di E le tasse non le paga nessuno. Ma no, chi vuoi che le paga? Forse quelle disgraziate per strada erano costrette a pagare qualcosa. Ormai su questo al pappone di turno. Su OnlyFans nemmeno quello. Poi fanno i Chinotto Tours. Lasciamo stare, perché è un mondo che è Calippo Tour, scusate. Il Chinottos è un'altra cosa, è peggio ancora, secondo me, Calippo del Chino. Non è proprio quella cosa là, però poi magari in separata sede te la spiego. Io vorrei che fosse tutto finto e falso, ma il mondo di oggi è talmente, è un orrore, che uno scherza, ma la fantasia, cioè la realtà supera la fantasia, amici a casa. Una volta la Siamo fantasia era il potere. Ora la realtà vi seppellirà. Dicono infatti che è una generazione che ha poca fantasia, poca ambizione. Ma che fantasia e ambizioni può avere con un mondo del genere, Mimmo? Cioè siamo all'assurdo, all'orrore, all'abominio. Ecco, questa è l'era abominevole. Stiamo dicendo delle cose talmente tanto vere e scontate che non ci chiamano manco i soliti. Sì, perché saranno tutti su OnlyFans di sicuro, hanno anche loro, o su Instagram, perché anche Instagram è diventata una cosa zozza, sono tutte le donne nude dappertutto su Instagram. Io lo so che siete sempre là a vedere, e poi la gente si rincoglionisce perché ha lo stesso effetto della cocaina. Sapete che i ricconi di questo mondo lo smartphone non lo usano tutti il telefono a conchiglia, perché lo smartphone crea dipendenza. La dipendenza sì, caro Mimmo. Com'è il telefono a conchiglia? Ti ricordi il telefono a conchiglia che si usava negli anni 90? Il Nokia, il Motorola che aprivi? Sì, i ricconi del mondo usano quelli perché hanno scoperto che lo smartphone crea una fortissima dipendenza. E siccome loro sono ricconi che hanno 6.000 cose da fare, che invece di andare su OnlyFans loro la gnagna ce l'hanno vera, che invece di andare in vacanza una volta all'anno a Rimini c'hanno lo yacht, poi c'hanno gli appalti da vincere, poi c'hanno quello, e la guerra di qua da combattere, perché sono tutti loro alla fine. Dietro la guerra in Ucraina ci sono loro, dietro la guerra all'Iran ci sono loro. Sono sempre le 4-5 società che fanno tutto e ci guadagnano su ogni cosa accada. Magari su questa strana epidemia di antivirus sempre la cresta ce la faranno, perché sì, si inventeranno qualche vaccino, perciò... Io, cari amici a casa, il Covid non me lo dimentico. Giuseppe Conte: questo governo non lavora col favore delle tenebre. Io le dirette di Facebook con il suo amichetto Casalino, che è ospite fisso sulla 7, perché sono sempre i soliti ricconi, no? Urbano Cairo e il suo... Ricconi, sono sempre loro dietro, ci sono sempre loro che l'uomo del monte ride, il mondo intero perde, come dice Erman Medrano. Sono sempre loro che ci fanno i soldi, e quindi loro il tempo di stare dietro lo smartphone che ti fa dipendenza a te, popolo rincoglionito, non ce l'hanno. Loro hanno già disegnato il mondo futuro, che è un mondo di orrore. L'intelligenza artificiale serve a quello, al controllo assoluto e alla loro dittatura. E io poi devo andare fino a Torino al mercato di Porta Palazzo. Sarà il mercato, sarà l'intelligenza artificiale a fare la spesa. No, cioè io devo andare fino là per cercare di sopravvivere adesso. Questi invece tu mi dici che hanno i soldi che gli escono dagli orecchi. Sì, assolutamente. Cioè io, appunto, finita la trasmissione, per potermi rifocillare devo andare dal mio solito amico, il fornaio di Maruc di Cologno Monzese, Marun, in via Viale Lombardia 47 20093 Cologno Monzese Milano. Cioè io devo andare lì perché lì appunto so di poter mangiare bene e spendere poco. Questi invece non gliene fotte di niente. Cioè, ma loro hanno già vinto, come dice Warren Buffett, uno dei più grandi ricconi finanzieri al mondo. La lotta di classe esiste e l'abbiamo vinta noi, tra parentesi i ricconi.
la politica purtroppo è stata prona, ce l'ha fatta mettere in quel posto tutti, erano gli ex partiti comunisti addirittura ad aver votato tutte queste privatizzazioni, il lavoro precario con la legge Treu, il loro ministro, tutte queste porcate compresa la direttiva Bolkestein, e poi il governo di centrodestra ci è andato dietro perché qualcuno pensa che io faccio gli sconti, che sono un babbione o che me ne sto zitto. Sono stato zitto 3 anni, insomma zitto, io le cose che pensavo le ho sempre detto che se tu fai le stesse cose del PD la gente vota l'originale, e mi chiamavano un sacco di persone, sparacazzate, c'hai ragione, né? Questi fanno le stesse cagate di quelli di prima. In effetti volevasi dimostrare questo. Io mi ricordo che molti esponenti del centrodestra, quando andavamo a manifestare contro la direttiva Bolkestein per salvare questi artigiani del commercio, venivano in piazza con noi, dicevano: ragazzi, con noi la Bolkestein non passerà mai nemmeno l'intesa Stato-Regioni. È arrivato il governo di centrodestra che doveva cambiare tutto. Anzi, già il governo giallo-verde, insomma, era sul chi va là per farlo. Però è caduto troppo presto. Il governo, il 5 Stelle sono quelli che hanno peggio massacrato gli assolutamente. ambulanti. Anche loro venivano. All'inizio sembrano il congresso dei 5 Stelle locale, le manifestazioni che facevamo. Poi si è aggiunto quasi tutto l'arco costituzionale, tranne il PD, che è stato sempre coerente nel dire no, dovete morire. Riconosciamo la coerenza, il PD, chapeau, il partito dell'eutanasia almeno è sempre serio a modo suo, e però poi quelli che ci hanno detto vi salviamo, siamo una categoria, siamo artigianato, sono i primi che sono andati al governo. È uno dei primi provvedimenti del governo del centrodestra, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, è stato prendere e applicare la direttiva Bolkestein agli ambulanti. Ecco, io volevo sapere dove eravate quando è accaduto questo, cari politici che eravate con noi a manifestare. A me dispiace, però le cose vanno dette. C'era quello basso. Le cose vanno dette. C'è uno basso, un certo, che è diventato presidente del CNEL, il figlio di ambulante, per non dire altre cose, che lui si è autonominato figlio di ambulante. Sì, no, lui ha detto che era un figlio di ambulante. Ecco, perché poi la gente pensa male, pensa che è un'altra cosa, non voglio dirlo qua, non voglio intendere nulla. Gli altri che ora siedono in Parlamento e che hanno votato questo abominio con un sottosegretario di un partito molto vicino a noi che ha voluto tutto questo, dove erano? Perché questo signore non è stato preso, non è stato mandato in Veneto prima che accadesse tutto questo? Perché hanno fatto i guai e ora questo signore l'hanno promosso e l'hanno mandato in Regione Veneto, e mi auguro che in Veneto faccia solo che e soltanto che bene. Io non voglio fare nomi, non voglio fare altro, perché qua ci sono querele che arrivano da sotto, di sopra, da dietro poi non ve ne parliamo. Da dietro arrivano microfoni, coltelli, salsicce, vibratori, Brewster, di tutto arriva. No, quelli costano. Tutto il resto che costa poco ci arriva. Questi hanno uffici legali fenomenali. Tra un po', guarda, mia moglie è stata in ospedale che si è rotta il ginocchio. Ha detto che mentre era in ospedale è arrivato un tizio con una bottiglia da dietro, che non riusciva più a togliersi la bottiglia. No, ragazzi, questa è la quotidianità. Quella da mezzo litro? No, era di vetro. Però ci siamo capiti, amici a casa. No, io spero che il ragazzo che aveva questa bottiglia dietro, tra l'altro, l'abbiano aiutato. Io non so nemmeno come, non voglio nemmeno immaginare, ma voglio ringraziare tutti gli operatori sanitari che fanno un lavoro straordinario. Io 2 mesi fa esatti mi sono rotto la caviglia qua a radio e mi hanno rimesso in piedi dopo 42 giorni. È stata una croce, però fanno un lavoro meraviglioso. C'erano politici, molti di sinistra, che vanno a manifestare alle manifestazioni, insomma, o nei congressi dei sindacati, degli infermieri, dei dottori. Sì, la sanità pubblica, noi facciamo qua di là, poi vanno al governo e fanno l'esatto contrario. Voglio ricordare che se la sanità pubblica è stata massacrata, c'è un nome e un cognome: Matteo Renzi e i suoi tagli lineari, la spending review. Cioè, gran parte del guaio è stato fatto dalla sinistra, però poi arrivato il centrodestra al governo va a fare più realista del re, a rispettare le regole europee che nessun paese d'Europa rispetta, cioè il pareggio di bilancio, il 3%. Ecco, abbiamo fatto le corse, abbiamo massacrato l'economia nazionale, l'economia non cresce più. Ora c'è anche la crisi di Hormuz, cioè il petrolio e la benzina che costano 2 euro. L'economia si sta fermando, il guaio e il dolore si sente. Basta che girate per strada, ve ne accorgete, c'è la difficoltà economica. Se dura ancora a lungo come sembra questa storia, ci faremo tutti male. Eppure non c'è il coraggio di dire: noi prendiamo e sforiamo, andatevene a fancuore, cari amici di Bruxelles, noi dobbiamo dare da mangiare al nostro popolo prima di tutto. Perché se questa è la mentalità, è ovvio che poi la gente vota l'originale. Me lo raccontava ieri Giancarlo Nardozzi quando sono andato a trovarlo a Torino, che a Marsiglia e pure a Barcellona, per esempio, dalla Bolkestein
non sanno manco che cos'è. Sì, ma anche il massacro della sanità a Marsiglia, a Sì, Barcellona non lo sanno, invece qua ti devi pagare qualsiasi cosa e non è giusto che i nostri operatori guadagnino così meno rispetto a un paese che era un paese indietro di 30 anni, la Spagna. In Spagna non c'erano nemmeno le strade asfaltate, ci hanno superato in tutto, hanno un premier che è corrottissimo, però nonostante questo le cose le fa, vero, mangia, un socialista, ai socialisti piace mangiare, beati loro, però aveva un Bettino Craxi che a forza di mangiare ha fatto la Milano da bere, mangiava lui e mangiavano tutti gli altri. A me dispiace fare questi discorsi da vecchio di merda, da Prima Repubblica, però non è possibile, qua si è passati dal mangiare tutti a mangiare pochi, a mangiare i soliti noti. È una politica che era a servizio del popolo e invece è una politica che è solo e soltanto a servizio dei poteri forti delle banche e delle multinazionali. Noi questo non ce lo dimentichiamo. La battaglia, i battaglieri che siamo, lo eravamo, lo siamo e lo saremo sempre. Non abbiamo poltrone, siamo sempre in piedi. Ora sono seduto in una sedia tutta scassata perché questa radio è ridotta male, cari amici a casa. Siamo ridotti male perché diciamo le cose che non vogliono che si sentano, né quelli di destra né quelli di sinistra al potere. Però questo è che tu sia di destra o di sinistra, cammini per strada, te ne accorgi, siamo allo sfacelo totale. Però abbiamo questo immobilismo, questo servilismo della nostra classe dirigente che pur di mettersi a 90 davanti al banchiere, alla multinazionale, non è vero che o quello poi c'è che passa, tutto se non è vero, perché poi lo vedi giù il ministro della cultura, peggio mi senti, quello è il peggiore, quello è il peggiore. Uno che era capo di gabinetto quando c'era sul PD. Ma Giuri poi tra l'altro non sa manco che è un governo di destra. Giuri è convinto che è in un governo del PD, perché poi tra l'altro va in giro con quelle giacche da comunista. Sai la giacca da comunista di Checco Zalone con la top, come si chiama? Il trench. Se lui era ancora però la poltrona è bella. Ancora un po'. Io vedo che la poltrona è bella, che tu puoi essere nazista, comunista, anarchico, Ilaria Salis, poi appena ti danno la poltrona arriva questa deriva democristiana, inizi a vestirti con il cashmere e poi cosa fai? L'armocoromista da 300 euro all'ora non l'assumi, non inizi a spendere 6-7 mila euro al mese di vestiti fatti su misura, cioè ma ragazzi, ma dove stiamo? Comunque sia, tu hai fatto una sparata, hai tirato fuori la Milano da bere, la Milano, la metro C che è costata miliardi al metro. Io stamattina ho sentito Fiorello appunto alla radio che parlava appunto di quello che potrebbe essere il futuro presidente della Repubblica. Magari siete vicino al microfono, lo sento anch'io. Sì, non lo senti. No, non lo sento perché se ti giri c'è la tua barba che lo tappa. Stamattina ho sentito Fiorello che diceva appunto chi sarà il nuovo presidente della Repubblica. Quando e parli di casini, tanto un casino più, un casino meno. Dio, che cosa vuoi che sia? Ragazzi, 0292947222, facciamo ritornare il re. Se il re non vuole tornare, facciamo tornare lo scià di Persia. Meglio lo scià di Persia che quelli che abbiamo, ragazzi. 0292947222. E dico, ragazzi, dico una cosa: aridatecela agli Ayatollah, aridatecela agli Ayatollah. Ve li lasciamo tutti, almeno c'è uno che magna, cioè se è questo il futuro che ci spetta, smettetela di farci soffrire, basta soffrire. Fate come su Futurama che c'era la cabina del suicidio, ci arriveranno, invece la cabina telefonica c'è una cabina che tu metti 50 centesimi e muori. Se questo è il futuro che ci aspetta, staccate la spina, ragazzi. Vabbè, e con questo le abbiamo dette tutte, siamo in attesa di quelli che saranno i risvolti. Tante tette a tutte. Siamo in attesa di quelli che saranno i risvolti, perché qua in questa radio ogni tanto qualche risvolto arrivava. Se l'antivirus non ci uccide prima, perché io sono stato rauco per 2 settimane, ho ritrovato la voce finalmente, sono qua a molestarvi. Antivirus permettendo, cari figliuoli democristiani all'ascolto. Comunque noi siamo sempre qua. Io voda scudo crociato, fratello. Adesso sono anche le elezioni in un sacco di posti, e quindi infatti, ho detto prima di la pubblicità su anche ad Angri si vota il 25 maggio, si vota anche a Legnano. Ecco. Vabbè, insomma, io dico popolo ambulante. Il popolo ambulante non deve votare, deve lottare. Ma popolo tutto. Se vuole sopravvivere, deve tornare a lottare. Prima che lo facciano il robot per voi, e chiudo, ho visto il robot poliziotto sulla 7 a Singapore, è alto 2,30 metri e pesa 3,5 quintali. Non lo butti giù manco con una squadriglia intera di ambulanti incassati. Quindi se quello è il futuro, che Dio ce ne scampi. Stanno arrivando, ci vogliono fottere questi. L'intelligenza artificiale serve a quello, ci fregheranno tutti. Sveglia amici, sveglia. Grazie per l'ascolto. Federico, fai la chiusura. Ho già fatto la chiusura, l'ho già detto. No. Ok, scusate, ma l'intelligenza artificiale va di fretta e vuole anche il nostro spazio. Grazie a tutti per l'ascolto e vi invitiamo a restare qua su Radio Libertà. Ciao. Avete